con mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono, che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Fulgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. Il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Fulgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere, che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro. Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti. Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici, che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo e fare parlare gli altri, noi dobbiamo pensare a lavorare. Quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia e anche se non facevo i gol vincevamo e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito Teinere di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti e penso che Laureano aveva questa cosa in testa pure che non segnava un bel po' di tempo e ha detto se la metto dentro e grazie a lui hanno fatto il gol.